Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, una notizia importante che riguarda le mamme arcobaleno. Apriamo con questa: via libera alla registrazione dei figli in comune, il Tribunale respinge il ricorso della Procura, è una decisione che riguarda 39 coppie e 30 bambini e sentiremo in diretta tra pochissimo dal Tribunale di Padova Valentina Visentin. Poi andremo alle Grave di Ciano perché un'altra decisione dei giudici, con la sconfitta dei sindaci che si oppongono al bacino di laminazione di Crocetta del Montello. Il bacino di laminazione, la cassa di espansione, questi grossi laghi artificiali che evitano le conseguenze delle alluvioni, sarà realizzata, quindi una notizia importante. E partiamo comunque da Padova con la spedizione punitiva al campo nomadi di via Longhin. Tensione alle stelle e poi la violenza che si è scatenata ieri sera in via Longhina all'interno del campo nomadi, momenti di paura quando una delle casette mobili è stata speronata da un furgoncino raccogliferro e da un furgone più grande. Un'irruzione a scopo vendicativo per regolare i conti dopo una lite che qualche ora prima era esplosa all'interno di un bar di via Veceglio all'Arcella tra un 35enne rom residente nella casetta di via Longhin e un 29enne residente in via Baiardi. Quest'ultimo, dopo la rissa al bar, ha radunato un gruppo di familiari e si è diretto con i due mezzi contro la casa del 35enne per una spedizione punitiva. Quando sono arrivate le forze dell'ordine, il furgone si era dato alla fuga mentre il cassonato raccogliferro era ancora incastrato con i vetri rotti. Tutto attorno uomini e donne che stavano litigando. L'impatto dei due mezzi aveva provocato il ferimento di una donna e di un sedicenne che viveva all'interno. Negli attimi concitati della rissa si è aggiunta poi la paura per una bambina di 2 anni che viveva nella casetta colpita. I vigili del fuoco hanno subito cercato tra i rottami per scongiurare che la bambina non fosse rimasta incastrata. La piccola, spaventata dalla violenza, si era invece allontanata ed è stata ritrovata dopo 2 ore di ricerche. Si era nascosta all'interno di un altro camper per la paura. I carabinieri, dopo aver riportato la calma, hanno identificato tutti e si sono messi alla ricerca del furgone individuato in via Donà. All'interno è stato identificato il 29enne che aveva organizzato la spedizione punitiva, suo fratello di 21 anni e la compagna di 31. Tutti e 3 sono stati denunciati per danneggiamento. Le indagini continuano per ricostruire la dinamica e le responsabilità anche di altri. Sui fatti di via Longhin, l'opposizione in consiglio comunale attacca la maggioranza. La situazione per quanto riguarda la sicurezza al campo nomadi di via Longhin è esplosiva. D'altronde l'amministrazione comunale, quando nell'agosto dello scorso anno aveva trasferito altre famiglie rom presso la sede di via Longhin dall'allora sede di via Ferrero, aveva dichiarato che era solo una soluzione temporanea. A noi sembra che non solo non sia più temporanea ma sia definitiva, ma che l'amministrazione non sappia davvero cosa stanno vivendo i residenti della Stanga. Io credo che sia il momento che il sindaco prenda atto dei demeriti di questa situazione, di aver creato un vero e proprio ghetto. Un vero e proprio ghetto. Un'altra situazione di cui si sta parlando molto è quella degli spiati, i dossieraggi raccolti da uomini della finanza a danno di molti personaggi della politica, anche di molti VIP in Veneto. Tra gli altri ci sono la ministra per le riforme Maria Elisabetta Casellati, il sindaco Luigi Brugnaro, che sentiremo tra poco in diretta al microfono di Anna Maria Parisi. Tra gli spiati in Veneto anche il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni. Sentiamo Andrea Zanoni e poi vedremo il Vox sul dossieraggio, e cioè i commenti dei bassanesi. Regia, prima Andrea Zanoni e poi la Vox Populi. Esplicite minacce di morte. Se continuo ancora per la mia strada, mi è stato promesso che mi faranno fuori. E questo naturalmente sono minacce anonime arrivate con una lettera anonima. Sta di fatto che dal giorno dopo del deposito della querela
ho spesso i carabinieri che passano sotto casa, probabilmente qualcuno è anche preoccupato di questo tipo di minacce. Volto storico dell'ambientalismo e animalismo veneto, Andrea Zanoni esce allo scoperto e rivela il quadro di intimidazione al quale è sottoposto da qualche tempo. Gli inquirenti stanno indagando a tutto campo per capire chi possa celarsi dietro la missiva. La rivelazione arriva nelle ore in cui il nome di Zanoni compare nella lista delle persone, politici, VIP, manager e non solo, di cui il finanziere Pasquale Striano, accanto a una rete di una quindicina di persone, avrebbe cercato informazioni entrando in archivi riservati anche dell'Agenzia delle Entrate, il famigerato database Serpico. Subito mi sono chiesto, ma chi è che avrà chiesto a questo finanziere di Roma, che io non ho mai conosciuto in vita mia, di scavare e di fare un dossier nei miei riguardi? Chi è il mandante? Domanda a cui lo stesso Zanoni cerca di rispondere e c'è da capire se minacce e dossieraggio siano in qualche modo collegati. Ad esempio, da un anno a questa parte mi sto occupando in maniera molto approfondita della questione della superstrada pedemontana veneta. Questo è un affare grosso, questo è un affare molto importante, è un cantiere importantissimo. Il dossieraggio abusivo avrebbe riguardato, oltre a Zanoni, altri veneti, come il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, presidente del Movimento Nazionale Coraggio Italia, la ministra padovana Maria Elisabetta Alberti Casellati, il collega Adolfo Urso, la senatrice vicentina ed ex ministra Erika Stefani, il medico trevigiano Giorgio Palù, ex presidente di AIFA, l'Agenzia del Farmaco, che sul Corriere della Sera ha affermato come la cosa non lo preoccupi. Non ho nulla da nascondere, ha detto Palù. Nella lista anche l'ex manager della Benetton Gianni Mion. E mentre Matteo Salvini parla di un attacco alla democrazia e Forza Italia di uno scandalo, è partita un'inchiesta da parte della Procura di Perugia. Io ho massima fiducia nella magistratura, devono fare sicuramente tutti gli accertamenti del caso. Sta di fatto che è abbastanza inquietante sapere che c'è chi vuole scoprire non si sa che cosa. Io sono tranquillissimo perché non ho nulla da nascondere. Probabilmente avrò pestato i piedi a qualcuno perché... Allora, questo era Andrea Zanoni, adesso andiamo subito in diretta a Mestre dove sta parlando con i giornalisti Luigi Brugnaro, che è tra coloro che sono stati spiati. Vediamo. Dobbiamo proteggere le acque, la qualità delle acque, facendo anche analisi. Abbiamo un laboratorio qui di grandissimo, proprio di primissimo piano, di primissimo, avanzatissimo. E questo la dice lunga sul fatto che vogliamo preservare l'ambiente. La qualità delle acque allo stato attuale? Beh, la nostra è buona, direi ottima per quanto riguarda le acque da bere, le acque potabili. Quelle le controlliamo in maniera ovviamente di legge, ma anche facciamo dei controlli particolari. Lo stessa cosa vale per la nostra qualità generale delle acque, però si può migliorare, c'è proprio anche un'idea di purezza dell'acqua che andrebbe recuperata, perché noi adesso stiamo facendo questa sperimentazione di questo parco fluviale che facciamo, che arriverà sul Marzenego fino a Zelarino. L'idea è che poi possa andare avanti, ma intanto cominciamo noi. Abbiamo assieme ai privati espropriato tutte le terre intorno, perché tutti quei campi che vedete lungo il Marzenego diventeranno un bosco, parco, bosco eccetera, col consenso dei privati, per cui l'abbiamo fatto assieme, lo paga il comune, e lì ci sarà un grande piano di depurazione delle acque, in maniera tale che il Marzenego, che adesso è tutto sporco come vedete, noi abbiamo tutta una serie ancora di sistemi fognari che vanno aggiornati e vanno messi a punto, proprio perché questo vale non soltanto per adesso il Marzenego, ma per tutti i fiumi che arrivano al mare, alla laguna di Venezia, ma anche al mare. Per cui credo che sarà un impegno importante. Facendo questo scavo della pulizia delle alvei che vengono fatte normalmente, però deve essere in qualche caso anche scavato e bisogna riconnettere alcune case magari che non sono ancora connesse con la fognatura, si devono aggiornare le fosse biologiche, andare a controllare tutto, magari mettendo qualche soldo perché i privati possono, se devono fare piccoli investimenti lo possono fare, però con l'idea che l'acqua torni a essere proprio bella, pulita, trasparente come una volta, e questo è un obiettivo che non è legato soltanto alla qualità dell'acqua, ma anche a un'idea che i giovani vedano che c'è un'attenzione particolare. Già che ci siamo, poi lungo i fiumi vanno fatte queste casse di laminazione delle acque che servono proprio per rallentare la piena dei fiumi. Noi l'abbiamo già fatto al Tarù, se andate a vedere, è già operativa, assieme al consorzio, chiaramente l'ha fatto il consorzio, sono loro che hanno la delega dalla regione, e il consorzio delle acque. Abbiamo fatto una golena su proprietà di aree che poi sono state espropriate, e voi vedete che il canale che corre lungo il Tarù, in Comune di Venezia intendo, c'è questa grande vasca che è di fatto
una piccola palude dove ci sono gli uccellini, è molto naturale, e quando arriva come l'altro giorno si è riempita di acqua perché il canale è stato tagliato, la riva è stata tagliata, le acque in massa entrano anche in questo, per cui depotenziano invece le acque che arrivano a Mestre. Poi a Mestre abbiamo fatto la vasca, ve l'ho già detto, di laminazioni via Torino, e stiamo facendo un'altra gigantesca a Bissola, grande uguale, che serve per impedire, infatti Mestre non è andata sotto acqua. Ci sono ancora tanti lavori da fare, ma ce li abbiamo chiari, è un lavoro costante, non è mai stato fatto niente negli anni, va fatto insomma. Sindaco, Mestre è una città che comunque chiede più sicurezza, più voci e da più comunità, a cominciare, continuando con quella italiana, a cominciare da quella bengalese che dopo la sua passeggiata in Corso del Popolo e l'accoltellamento della settimana scorsa di un imprenditore bengalese, adesso si sta organizzando per questa marcia per la sicurezza. Insomma, le marce, ne abbiamo vista una in via Piave su cui ho aderito, ho detto che avete ragione ed è bene che ci sia fatta una pressione. Adesso ritengo che sia davvero superficiale fare ancora gesti di questo tipo. Alla comunità bengalese rispondo che sono persone, la stragrande maggioranza per bene, che lavorano eccetera, c'è bisogno però di avere anche molta cura nei dettagli, cura delle proprie persone, cura quando si va in giro, cioè bisogna sapersi integrare anche rispettando quello che sono gli sforzi che la città sta facendo, per cui li riceverò volentieri, insomma, li chiamerò io per parlarci, eccetera. Una comunità valida. Diciamo che abbiamo visto manifestazioni per la Palestina dalla comunità bengalese, cioè non si è capito il nesso se è quello o se è per una comunità islamica. Ecco, forse su questo va fatta un po' di chiarezza, perché poi sempre con la comunità bengalese chi apre un negozio deve tenere in ordine, deve rispettare le norme, che la comunità bengalese faccia le manifestazioni, ci insegni le norme delle regole, insomma, cioè, su questo ne passa. Comunque siamo sempre disponibili, noi parliamo con tutti, però qua comandiamo noi. Sul caso dossieraggio c'è stato anche uno sfogo da parte sua più che lecito? No, non è uno sfogo, è una presa di coscienza che adesso io penso lascerò lavorare la magistratura, perché per fortuna c'è Cantone che è un magistrato di primissimo livello e credo che sia venuta a coscienza di tutti. Aggiungo, per fortuna c'era il ministro Crosetto che gli è capitato, lui ha fatto una denuncia, un governo che ha onestamente un altro tipo di atteggiamento, cioè non vuole affossare nulla, chissà che vengano fuori tante cose, perché è evidente che questa è un'attività di dossieraggio. La cosa che secondo me andrà approfondita da loro, dagli investigatori, credo c'è un'indagine nel corso adesso, sarà il ruolo che ha avuto questo giornale Il Domani, perché la domanda non è se questi erano, come posso dire, informazioni che circuitavano, perché allora dici vabbè, è sbagliato, ma insomma fa parte del diritto di cronaca, un giornalista ha un'informazione e la pubblica, ci sta, no? Vabbè. Ma in questo caso io temo che sia stato il giornale a chiedere a questo soggetto, a lui o che organizzazione sia, non si sa, di avere degli approfondimenti su qualcuno che stava già attaccando. Perché Il Domani stava già attaccando me, partendo da notizie che gli erano state passate da altri a livello locale, e poi sono partiti con una campagna dall'inizio che non si capiva perché. Perché dici Il Domani, non so neanche che giornale sia Il Domani io. E quando mi ricordo che ha chiamato il direttore il giorno prima, il giorno dopo sono partiti 14 pagine, ci hanno fatto 14 articoli. È chiaro che c'è un modo, si chiama pistola fumante. State attenti voi dei giornali a non farvi strumentalizzare a questi, perché adesso la questione è molto chiara. E io l'ho detto e lo ripeto anche adesso, grande rispetto per la stampa, lo dico davvero, per le televisioni, perché la maggior parte di gente non ha abboccato. Questo va detto anche qua. Applauso a chi si è comportato correttamente, ma dico, se io costruisco un giornale e ho anche un nome famoso, faccio un giornale e non si capisce perché lo fai, poi si capisce perché quel giornale finisce subito sulle rassegne stampa di tutte le televisioni nazionali, anche se non ha tiratura, perché di fatto chi è che lo compra il Domani, però finisce sulle rassegne stampa dei parlamentari. Io costruisco un partito, sono sindaco di Venezia, i tempi sono questi qui, faccio un partito con un gruppo che aveva più di 32 tra senatori e deputati, si sarebbe dovuto andare a votare il Presidente della Repubblica. Voi capite che azzoppare il presidente di quel partito, centrista, che però è un centrista che va a destra e non a sinistra, dà fastidio. Non dico che sono il Calenda dall'altra parte, però insomma qualcuno che comunque non vuole demordere sui principi di libertà, di liberalismo, di quello che il Veneto ha sempre dimostrato. E noi stiamo attenti perché siamo convinti che il nostro progresso è sempre e comunque. Non è vero, perché c'è della gente invece che al progresso non ci crede per niente. Vorrebbero sempre l'aria pulita eccetera, ma poi quando è il momento di fare i laboratori, di investire sui ragazzi, di dargli più soldi, di credere sui giovani, non ci sono mai, ci sono soltanto per fare manifestazioni. Allora, questo era in diretta Luigi Brugnaro, avete sentito, ha parlato del dossieraggio di cui è stato vittima, ha fatto riferimento al quotidiano Il Domani, che è proprietà di Carlo De Benedetti. Vediamo sul dossieraggio
che cosa hanno detto i bassanesi. Poi andiamo in diretta subito da Valentina Visentin per la sentenza del Tribunale di Padova sulle mamme arcobaleno. VIP, politici, giornalisti, ma non solo, rischia di allargarsi la lista di persone sbirciate attraverso il database di segnalazioni di operazioni sospette, un'indagine portata avanti dalla Procura di Perugia di cui si parla chiaramente a livello nazionale. Noi abbiamo voluto chiedere ai bassanesi che cosa ne pensano in merito. È una schifezza. Bisogna che praticamente vengano chiarite determinate cose, anche perché non è giusto che vengano così estrapolate cose private di qualsiasi personaggio dalla persona quella conosciuta, almeno conosciuta, allo sportivo, anche perché io facevo sport e mi è dispiaciuto che anche il presidente della Federcalcio sia stato così proprio preso di mira. Speriamo che ne vengano a capo di questa situazione. Bisognerebbe stare attenti a come si intercetta la persona prima o dopo, però per sapere come vanno le cose bisogna anche che venga esposto sta roba. Certe volte ne approfittano e hanno il loro all'interno della magistratura che gli passano le notizie, che non sarebbe corretto secondo me, dovrebbe essere un po' più controllato la cosa, però neanche chiudere la bocca ai giornali, è giusto che il pubblico sappia cosa che succede dentro i palazzi. È un malcostume tutto italiano, sappiamo che c'è troppa gente in vendita e quindi anche se ci sono delle leggi così che proibiscono certe azioni, c'è qualcun altro che invece le leggi sì, ci sono ma nessuno le attua. Vediamo che ci sono da tutte le parti, dai magistrati a politici a forze dell'ordine che si vendono le notizie, buttano in prima pagina, gente che poi magari verrà nel processo, ci sarà chi dice che non è successo niente, ma intanto le buttano in prima pagina. Questo era Mario Fabris, che è spesso ospite a Focus, interviste raccolte da Alex Giuliano. Andiamo a Padova perché c'è una importante novità. Il Tribunale ha dichiarato inammissibili gli oltre 30 ricorsi con cui la Procura aveva chiesto di cancellare il doppio cognome sugli atti di nascita dei bambini e bambine registrati all'anagrafe con il cognome della madre biologica e della cosiddetta mamma intenzionale. Subito in diretta da Valentina Visentin. Sì, buongiorno direttore, ci troviamo qui all'esterno del Tribunale, è una giornata importante per le famiglie arcobaleno di Padova, per le famiglie di quei oltre 30 bambini con 2 mamme che da quest'estate temevano di veder cancellato uno dei 2 cognomi dall'atto di nascita. Dopo i ricorsi presentati dalla Procura, oggi la decisione del Tribunale di rigettare tutti gli oltre 30 ricorsi. Qui con me ci sono 2 mamme, perché prima ero in compagnia di Caterina ma adesso è arrivata anche Irene, che questa mattina hanno appreso da pochi minuti questa notizia, sono molto contenti. Adesso ascoltiamo le loro testimonianze. Caterina, oggi per la vostra famiglia che giornata è? Beh, è una bellissima giornata dopo tutti i mesi appunto trascorsi, è una giornata in cui vogliamo pensare solo a festeggiare, quindi è stata una bellissima sorpresa, un po' come questa mattina quando abbiamo tirato sulla tapparella e fuori c'era il sole e il cielo blu a differenza dei giorni scorsi, quindi la voglia di festeggiare. Sappiamo che potrebbe essere temporaneo, che potrebbe essere tutto rimesso in discussione, però siamo felici, diciamo che la speranza è quello finalmente di avere quei diritti che i nostri figli meritano e anche noi quel rispetto che ci meritiamo nonostante l'arretratezza, ecco, di questo paese. Un primo successo in questo lungo percorso giudiziario, cosa rappresenta per i vostri bambini e come in questi mesi avete vissuto a casa questa vicenda? Beh, penso che l'analogia con le giornate di pioggia e finalmente il sole che oggi ci bacia sia più che calzante, perché è una notizia inaspettata quanto fantastica. Certo, è una prima vittoria, non è finita qua, però sono assolutamente d'accordo con Caterina che per oggi per noi sarà una giornata di festeggiamento e di sereno.
Ecco, nei mesi scorsi è stato un continuo essere sulle montagne russe, no? Tra il cercare di capire, cercare di fare pronostici. Oggi si respira un po' di serenità, per noi ovviamente, per i nostri bimbi. Avete sentito, direttore, queste le testimonianze di Caterina e di Irene. È arrivata anche subito la dichiarazione del sindaco di Padova, Sergio Giordani, che dal 2017 ha deciso di firmare, di registrare gli atti di nascita che poi invece sono stati contestati dalla Procura di Padova. Un passo importante per le bambine, i bambini e le loro mamme. Oggi vince l'amore e l'interesse primario dei piccoli, ha dichiarato il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Dal Tribunale è tutto, la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Saluto e ringrazio molto la signora Anna Cattarin, la mamma di Marco Cestaro, un ragazzo di 17 anni che venne trovato agonizzante lungo i binari della ferrovia alla stazione di Lancenigo. Anna Cattarin ha pubblicato le foto del corpo di suo figlio per dimostrare che non era stato suicidio, ma che era stato assassinato e torturato. Verremo dalla signora Cattarin tra pochissimo. Intanto la ringraziamo molto per essere qui. Intanto però ci colleghiamo in diretta con le Grave di Ciano. A Crocetta del Montello c'è di Caliman. I giudici hanno detto di sì al bacino di laminazione, quindi con molti sindaci che avevano intrapreso una battaglia proprio perché questo bacino di laminazione non fosse realizzato. Esatto, direttore, buongiorno e buongiorno ai telespettatori. Siamo in compagnia del vice sindaco di Crocetta del Montello, Giancarlo Fritz, comune capolista dei comuni rivieraschi che hanno presentato ricorso al Tribunale delle Acque di Roma contro la costruzione e la realizzazione delle casse di espansione nelle Grave di Ciano che troviamo alle nostre spalle, vice sindaco. Tribunale delle Acque di Roma ha bocciato il vostro ricorso. Innanzitutto ve lo aspettavate e come intendete procedere in questo momento? Innanzitutto buongiorno a tutti gli spettatori e al dottor Bacialli. Allora, questa sentenza era attesa, non ovviamente potevamo sapere quale sarebbe stato il risultato. È ovvio che questo ci lascia un po' di amaro in bocca, però prendiamo atto di questo. E con questo non vuol dire che noi cesseremo nell'attività finora attivata per tutelare il nostro territorio, chiedendo agli istituti e agli enti superiori un dialogo che finora purtroppo è mancato per trovare le migliori soluzioni che vadano bene sia per il Basso Piave e anche per il nostro territorio, prendendo in considerazione quello che è il fiume, direi nella sua interezza, perché è un fiume già molto industrializzato e quindi gli interventi che devono essere fatti devono considerare molti aspetti molteplici. Quali sono i motivi di questa bocciatura? I motivi un po' abbiamo ricevuto soltanto ieri la sentenza e stiamo vedendo un po', stiamo analizzando, però al di là di questo ovviamente ci permetterà di affinare ancora di più il nostro operato, i nostri interventi, le nostre proposte e adesso decideremo in quale modo procedere. Non si ferma quindi il fronte di no, 8 comuni. Questi 8 comuni siete tra cui voi che continuerete insomma a portare avanti le vostre istanze? Sì, noi siamo i capofila di questo gruppo e certamente non ci fermeremo, sarebbe illogico fermarsi, non possiamo permettere che un terzo del nostro territorio venga distrutto, c'è un habitat particolare e quindi la stessa Unione Europea ne chiede la salvaguardia. Quindi noi continueremo in maniera pacata a fare le nostre proposte. Ovviamente le nostre proposte non possono essere all'altezza di un progetto così enorme, ma se c'è un colloquio, un dialogo con le istituzioni, pensiamo di poter dare un nostro contributo attivo.
Noi vice sindaco ci troviamo in un punto particolare, chiedo ad Alberto Pivetta, che sta curando la parte tecnica, di seguirci, perché siamo in un punto particolare, direttore, perché il vice sindaco ci ha portato in mezzo alla natura, sì, ma esattamente a metà di dove sorgeranno, se sorgeranno a questo punto, le casse di espansione. Vice sindaco, ci spieghi. Allora, qui siamo più o meno alla metà di quello che dovrebbe essere il territorio invaso dalle casse, e praticamente sarebbe un recinto, chiamiamolo, di 13 km di perimetro, altezza 8 metri, per contenere le acque, e tutto ciò che noi vediamo qui davanti andrebbe irrimediabilmente distrutto. E quindi l'istanza che portate avanti è principalmente ambientale? Diciamo è ambientale indubbiamente, ma con tutte le conseguenze che un'opera così impattante avrebbe sul territorio. Innanzitutto gli anni per costruirla, con un via vai di automezzi per le nostre strade, poi le ricadute economiche anche di questo aspetto, e poi l'aspetto ecologico e l'aspetto ambientale, perché questo è un territorio veramente che viene tutelato anche dall'Unione Europea, è un SIC, è una Natura 2000, quindi ci sono delle realtà che in altre parti non si trovano, e se sparissero sarebbero irrimediabilmente perse. Direttore, questo quindi il punto del comune capofila che ha presentato ricorso al Tribunale delle Acque di Roma contro la realizzazione delle casse di espansione sulle Grave di Ciano. 6 domande, altrimenti ti restituisco la linea. Grazie molte Edi Kaliman e al suo ospite, l'operatore Alberto Pivetta. Allora vi dicevo che abbiamo in studio la signora Anna Cattarin. Anna Cattarin è la mamma di Marco Cestaro, che nel 2017 fu trovato agonizzante lungo i binari della stazione di Lancenigo nel Trevigiano. 3 giorni dopo morì in ospedale, dove era stato ricoverato. La signora Anna Cattarin non si rassegna alla versione del suicidio, sostiene che suo figlio è stato torturato ed ucciso, e ha pubblicato le fotografie del corpo del suo ragazzo proprio per dimostrare che a violenze era stato sottoposto, che non si è trattato di un gesto estremo compiuto da un ragazzo di 17 anni. Signora, ecco, intanto come mai ha deciso di scegliere una via che ovviamente molti hanno apprezzato, molti hanno considerato discutibile? Proprio perché dopo 7 anni che andiamo avanti per dimostrare che è stato un omicidio, hanno chiuso il caso. Abbiamo fatto 2 opposizioni all'archiviazione, con anche 4 perizie, 2 medico-legali, una cinematica, una scientifica, che convergono tutte sulla pista dell'omicidio. Assolutamente non può essere un suicidio, perché Marco non ha toccato il treno, non ha né ferite sul corpo da impatto con il treno, e neanche il posto dove è stato trovato, 3 metri dal binario, la posizione, eccetera. Quindi a questo punto io ho pensato di far vedere quelle foto, che sono solo alcune, del viso, perché il viso era perfetto. Certo. Se fosse stato magari in altro, tumefatto, era un altro discorso. Comunque il viso perfetto, e il taglio al collo, perché è impossibile che un treno, una caduta lì possa aver provocato quel taglio al collo, che è da lama, poi hanno detto in ospedale. Certo. Ecco. Poi oltre a questo, credo come madre lei non abbia mai immaginato suo figlio decidere di togliersi la vita, cioè era un ragazzo felice e tranquillo, cioè non mi pare avesse... Sì, nonostante la tristezza che aveva magari per il papà, come l'abbiamo tutti, insomma, anche gli altri figli, lui aveva detto qualche giorno prima che non si sarebbe mai tolto la vita, perché aveva visto quanto dolore ha provocato, insomma, la morte del papà. Poi, ovvio che appena è successo, anch'io ero disorientata, non sapevo se era vivo, se era morto. Quando mi hanno avvisata ho detto magari, che ne so, magari veramente può essersi buttato addosso un treno. Anch'io ho avuto magari questo dubbio all'inizio, però poi quando ho visto le ferite e tutto ho detto no, cioè assolutamente non c'è nessun elemento, ma neanche uno, che porta al suicidio.
Ecco, di chi si è potuto sospettare, cioè può essere stata altri ragazzi? Come sospetti non so. So che quella mattina ha detto che doveva trovarsi con degli amici, dei ragazzi, delle persone, non so, dei ragazzi. Sono stati, immagino, interrogati, questi ragazzi sono stati sentiti? Hanno interrogato ragazzi delle chat, manca qualcuno. Però nessuno dice niente, nessuno sa niente. Non sappiamo con chi si doveva trovare quella mattina, anche perché il cellulare è sparito. E quindi le indagini non sono state fatte i primi 2 anni, come omicidio non hanno neanche aperto un fascicolo, forse pensando a un suicidio come il papà, e quindi abbiamo perso i momenti più importanti. Senta, ma l'indagine è stata chiusa, archiviata? Sì. Voi avete chiesto la riapertura dell'inchiesta? Adesso avevamo appena depositato la seconda opposizione, però a quanto pare il giudice ha chiuso come suicidio, da quel che ho capito, insomma, è stato chiuso. Allora io ho detto, vabbè, pubblico le foto per far capire che non è un suicidio. Vogliono chiudere, va bene, però non come suicidio, non lo accetto. Assolutamente. No, anche perché francamente le condizioni del corpo di suo figlio non facevano immaginare, come lei diceva, un impatto con un treno. No. Cioè, l'impatto con un treno è sempre molto violento e le conseguenze sono devastanti. E soprattutto stupisce questo taglio, esatto, che ho visto al collo molto profondo. Che insomma, poi hanno dovuto, fare un altro taglio i medici proprio per chiudere in profondità, perché il taglio era profondo e sottile, diciamo, certo, come da lama. Come da una lama. Più chiaro di così non è possibile essere caduto per terra, aver trovato una lama lì, sono cose assurde. Anche il viso, se ha colpito un treno a 137 km/h, com'è possibile che cade con il viso per terra sui sassolini ed è intatto? Non è, un po' una questione anche di logica e buonsenso. Senta, signori, i suoi avvocati quindi cosa pensano di fare a questo punto? Non sappiamo. Okay. Ecco, non abbiamo ancora deciso. Comunque la seguiremo e cercheremo appunto anche noi di approfondire, di capire che cosa sia veramente successo quel giorno del 2017. Signora Cattarin, grazie molto. Grazie a lei. Grazie, davvero un abbraccio da parte di tutti noi per una tragedia che purtroppo le famiglie vivono troppo spesso, e tra le tragedie c'è ovviamente quella del dramma vissuto da Gino Cecchettin per l'assassinio della figlia, che è diventato un libro che oggi è un'uscita in libreria. Il padre di Giulia sta presentando il volume in questi giorni e questa sera sarà a Padova alle 18:30, un libro nel quale non cita mai Filippo Turetta, in carcere per l'omicidio, e racconta anche dei figli Elena e Davide e della moglie Monica, scomparsa qualche anno fa. Le vendite del libro serviranno a finanziare una fondazione in memoria di Giulia, in aiuto alle associazioni che si battono contro la violenza sulle donne. Scrivere, ha detto Gino Cecchettin, mi ha aiutato ad elaborare il lutto e per fare pace con il passato. E il femminicidio di Sara Buratin, l'ultimo femminicidio in ordine di tempo. Giovedì ci saranno i funerali, cioè dopodomani. La sindaca di Bovolenta, Anna Pittarello, ha firmato l'ordinanza di lutto cittadino. Bandiere a mezz'asta in comune, scuole chiuse dalle 14, anche i negozi rispetteranno il momento di dolore di tutta la città. Un addio sobrio nella chiesa che frequentava da sempre. Sono queste le volontà chiare espresse dalla famiglia di Sara Buratin. Giovedì a Bovolenta dalle 14 alle 18 sarà lutto cittadino. La sindaca Anna Pittarello ha avuto la conferma dell'orario delle esequie, ha firmato l'ordinanza. Scuole dell'infanzia e scuola primaria chiuse alle 13:10, scuola media alle 14:10. Dalle 14 alle 18 saranno chiusi tutti gli uffici pubblici, la palestra e l'arcostruttura. Le bandiere saranno issate a mezz'asta. I cittadini titolari di attività produttive sono invitati a manifestare la vicinanza alla famiglia e la loro partecipazione nelle forme che riterranno più opportune.
Comune e parrocchie si stanno preparando ad accogliere quanti vorranno manifestare la loro vicinanza durante il funerale di Sara Burattin, che per espresso desiderio della famiglia sarà in forma privata con un saluto al termine della celebrazione da parte della prima cittadina, che rivolgerà ai presenti un invito a rispettare il dolore della famiglia di Sara e di quella dell'uomo che le ha tolto la vita, il suo ex compagno Alberto Pittarello. Nel cuore e nei pensieri di tutti la figlia adolescente dei due. Le famiglie in questi giorni si sono viste più volte, tanto vicine da manifestare il loro dolore in modo pubblico nelle epigrafi che annunciano la morte dei loro cari. Una settimana fa il ritrovamento del corpo senza vita di Sara Burattin nel capanno degli attrezzi nel retro della casa della mamma, dove si era trasferita da 2 settimane. 40 anni. Sara è stata uccisa da 50 coltellate inferti in modo brutale dall'ex compagno Alberto Pittarello, che poco tempo dopo si è lanciato con il suo Nissan 7 posti nel Bacchiglione, da dove è stato ripescato 2 giorni dopo. I funerali di Alberto Pittarello si terranno sabato mattina. Ci occupiamo sempre di più del Friuli Venezia Giulia. Dopo Tele4 il nostro editore, l'ingegner Filippo Iannacopoulos, ha rilevato TV12 Udinese Channel, e quindi abbiamo esteso la nostra area di interesse proprio in tutto il Friuli Venezia Giulia a questo punto, e quindi diamo conto anche, visto che parliamo di episodi di violenza, del caso dei fidanzati uccisi a Pordenone. Ricorderete Teresa Costanza e Trifone Ragone. Potrebbe riaprirsi questo caso. L'avvocato di Giosuè Ruotolo, condannato all'ergastolo per aver sparato alla coppia, sostiene ci siano stati errori nelle sentenze. Sentiamo. Dopo 9 anni, 3 gradi di giudizio e un ergastolo, il caso dell'omicidio dei 2 fidanzati a Pordenone potrebbe clamorosamente riaprirsi. Era il 17 marzo 2015, Trifone Ragone e Teresa Costanza vennero uccisi a bordo della loro vettura nel parcheggio del Palazzetto dello Sport. Dopo 3 sentenze, l'ultima, la Cassazione nel 2021, venne condannato all'ergastolo Giosuè Ruotolo, amico e commilitone di Trifone, ritenuto responsabile dei colpi sparati ai 2 fidanzati per motivi di gelosia. Ora tutto viene rimesso in dubbio. Da Avellino arrivano le dichiarazioni di Danilo Iacobacci, avvocato di Ruotolo, che vuole riaprire il caso ed evidenzia anomalie sulle sentenze, ovvero un errore di fatto plurimo nel quale la Corte di legittimità sarebbe incorsa. Evidenzia inoltre una serie di elementi in difesa del suo assistito, dai resoconti dei RIS a nuove testimonianze. Non emerge una consapevolezza, dice, che giustifichi una condanna all'ergastolo e la rovina di una vita. Rapito e derubato da 2 connazionali, finisce in prognosi riservata, ma riesce a dare l'allarme ai familiari in Tunisia che allertano i carabinieri. Accaduto a Padova. Una telefonata dalla Tunisia avvisava che in zona Isola di Torre, lungo l'argine del Brenta a Padova, era in corso un pestaggio dopo un sequestro di persona e una rapina. A dare l'allarme una familiare di un 33enne tunisino che era stato prelevato con la forza da 5 persone mentre era al capolinea nord del tram, rapinato di 100 euro e poi picchiato lungo l'argine. I malviventi durante il pestaggio hanno avviato una videochiamata con i familiari della vittima per estorcergli altro denaro. I militari dell'Arma, giunti sul posto, dopo aver soccorso il malcapitato, che è stato portato in ospedale dove è stato ricoverato in prognosi riservata, hanno rintracciato 2 dei 5 componenti della banda, un 17enne e un 20enne, e entrambi connazionali della vittima e con precedenti per droga. I 2 sono stati arrestati e portati nel carcere di Padova e in un centro di prima accoglienza di Treviso. I carabinieri sono sulle tracce degli altri componenti della banda. C'è stato un grave incidente stradale a Loreggia, sono rimaste ferite 2 persone. Prima ha urtato la bicicletta, poi ha perso il controllo dell'auto ed è finito nel fossato. Di 2 feriti, il bilancio del grave incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Loreggia. Un uomo di Trebasele che poco dopo il passaggio a livello di via Loreggiola ha urtato con la sua auto un giovane di Campodarsego che era in bicicletta. Entrambi sono finiti nel fossato. Sul posto i vigili del fuoco per liberare uno dei 2 feriti dai rottami. I 2 uomini sono stati soccorsi dall'elicottero del SOM 118 che poi li ha trasportati in ospedale. E un altro incidente stradale in via Pelosa a Vicenza, 3 auto si sono scontrate, anche qui sono rimaste ferite 2 persone.
Schianto a Vicenza. Tutto succede in via Pelosa, dove 3 auto si scontrano e 2 persone restano ferite. I vigili del fuoco, accorsi dalla centrale, mettono in sicurezza le macchine. Una donna resta incastrata tra le lamiere, viene estratta dai pompieri e affidata ai medici e agli infermieri del SUEM 118. Anche un uomo alla guida di un'altra vettura resta ferito al braccio e affidato alle cure dei sanitari. Illese, invece, le 3 persone che viaggiavano a bordo della terza auto. La polizia locale di Vicenza ha deviato il traffico e dovrà ricostruire la dinamica dello scontro. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, in regia in questa edizione di Focus TG Francesco Ceron e Renato Cappoia. Le multe del Velox di Cadoneghe è stata rinviata di 3 mesi l'udienza preliminari per motivi di salute dell'ex comandante dei Vigili. Sull'eventuale processo il GIP si esprimerà a giugno. Legittimo impedimento. Questo è il termine tecnico che rimanda di 3 mesi ogni decisione su un eventuale processo per falso materiale commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici a carico di un agente della Polizia Municipale di Cadoneghe e dell'ex comandante Gianpietro Moro, accusato anche di concussione. Problemi di salute di quest'ultimo alla base della decisione del giudice per udienza preliminare che ha rinviato tutto al prossimo 3 giugno. Un atto che rimanda di fatto anche la possibilità di costituirsi come parte civile, pronta a chiedere un risarcimento dei danni per il sindaco Marco Schiesaro, il comune di Cadoneghe e 2 assessori della sua giunta. Secondo l'indagine aperta dalla Procura di Padova lo scorso agosto, dopo che i 2 Velox installati lungo la strada 307 del Santo avevano scattato 58.000 multe, l'ex comandante e un agente avrebbero omesso tutte le verifiche previste per quanto riguarda la corretta funzionalità dei misuratori di velocità. Prosegue nel frattempo l'iter amministrativo per l'annullamento delle multe. La polizia locale di Cadoneghe con il nuovo comandante sta controllando a una le richieste presentate dai cittadini. Vediamo un titolo del Corriere del Veneto: Marzotto, fine di un'epoca, il tessile, la moda, la Mille Miglia e ora la cessione del gruppo. Ne parleremo di questo ed altro con Giovanni Gaio, presidente di Alcedo, e vedremo qual è la situazione delle imprese, quali imprese stanno crescendo nonostante tutto, i venti di guerra e molti altri problemi, e quali altre invece sono in difficoltà. Sono le sfide e i rischi delle imprese del nord-est. L'evasione fiscale: utilizzavano un software per modificare il valore degli incassi a fine giornata e pagare meno tasse. Nel mirino delle fiamme gialle 4 trevigiani residenti in Germania, sono stati sequestrati beni per 220.000 euro. Le autorità tedesche infatti hanno accertato che queste persone utilizzavano un software prodotto da un'azienda friulana che consentiva di modificare i risultati degli incassi. Quindi a fine serata, a fronte di 1.000 euro di incassi per le pizze o per i gelati, bastava un click, bastava un tasto e questi incassi venivano dimezzati. Nel mirino della Guardia di Finanza 4 trevigiani residenti in Germania, proprietari di pizzerie e gelaterie. Emigrati all'incirca negli anni 90, i ristoratori sono stati coinvolti in indagini da parte dell'Agenzia Statale Fiscale tedesca, che ha fatto emergere che gli interessati, con l'applicazione del software che alterava il valore degli scontrini, non solo hanno pagato imposte minori rispetto al dovuto, ma hanno anche commesso frodi tributarie penalmente perseguibili in territorio tedesco. Sequestrati 3 appartamenti posseduti dai 4 ristoratori nel territorio trevigiano e i soldi nei loro conti correnti per un totale di circa 220.000 euro. Le autorità tedesche, sfruttando dei canali di cooperazione con l'Unione Europea che sono ormai molto stretti, molto fitti, hanno chiesto all'autorità giudiziaria italiana di operare il sequestro sulle disponibilità sui conti correnti e sugli appartamenti ancora intestati a queste persone. Quindi noi come Guardia di Finanza abbiamo ricevuto questa attivazione e abbiamo eseguito questi provvedimenti di sequestro. C'è un video shock sulle imprese di un motoscafista veneziano che sfreccia nella laguna con un barchino lanciato come un missile in Rio Novo, protagonisti due giovani. Se è stato un tassista, dicono
i motoscafisti, lo denunceremo e dovrà pagare. Indignazione e collera, i sentimenti di condanna da Venezia verso il conducente di questo motoscafo che sfreccia ad alta velocità, incurante dei danni creati alle tante imbarcazioni ormeggiate. Il video, risalente a più di 2 settimane fa, girato da alcuni turisti a bordo del natante, condotto, sembra, da un giovane tassista. Ma il condizionale è d'obbligo, perché al momento non vi è alcuna certezza né sull'identità del conducente né sul modello del motoscafo. Se alla guida c'era un tassista deve pagare con una punizione esemplare, e quanto chiedono i presidenti dei taxi acquei, pronti anche ad un'eventuale denuncia all'autorità competente. Perché noi ci dissociamo da certa gente che crea questi problemi, perché questo è una cosa un po' una cosa indegna che non ci stava, ecco, tutto lì, e quindi che prendano i sopravvivimenti quando sarà. Chi guida in questo modo dimostra di non possedere etica, amor proprio, né amore e rispetto per Venezia e per le persone a bordo. Il conducente, con le sanzioni relative al codice della strada e marittime, rischia anche il ritiro dei documenti per l'attività lavorativa, così i tassisti veneziani. È una condotta non idonea, perché si riesce a capire bene che la velocità non è quella regolare, insomma, anzi 2 o 3 volte il doppio. Vogliono sapere chi fosse alla guida, chiedono per questo a Cafarsetti di intervenire visionando le telecamere private delle attività commerciali dell'area interessata, in particolare quelle della banca e in prossimità dell'imbarcadero CTV. E volendo potrebbe risalire alla barca in questione. Infine la condanna per i ragazzini ripresi nel weekend scorso a correre oltre 40 km/h su un barchino a Venezia lungo Rio Nuovo ai Tre Ponti, rischiando anche la vita. E per niente abbiamo avuto un incidente anni fa che sono morti 2 pescatori, di cui erano un collega, per colpa di un barchino che erano di notte che pescavano e li ha affondati. Sì, a proposito poi di moto ondoso, no? Si può fare molto contro il moto ondoso, salvo poi ritrovarsi con questi gesti scellerati, e non si può fare molto invece contro il maltempo, che ha flagellato ancora una volta le colline e i monti del Vicentino con frane e smottamenti. Sentiamo Luisa Bertini. Dopo il maltempo, la conta dei danni e il sopralluogo, siamo a Monte di Malo in compagnia del sindaco Mosè Squarzon, perché proprio qua siamo nel parco di interesse comunitario Busa della Rana. Si è staccata una frana qualche giorno fa, oggi l'ha messa in sicurezza il sopralluogo. Cosa è successo? Sì, siamo molto preoccupati francamente, perché dagli eventi atmosferici delle scorse settimane si è manifestato un distaccamento di roccia da una parete con lo sversamento a valle di diversi massi di grosse dimensioni, e questo ci preoccupa anche in vista della stagione prossima estiva, durante il quale viene molto frequentata questa zona da turisti, da persone che vengono a frequentare gli ambienti commerciali. Ecco, lei mi diceva dal traliccio, ancora ci sono massi sopra il traliccio? Sì, esatto, abbiamo fatto fare anche dei sopralluoghi sulla parte alta, rispetto a dove sono arrivati i massi siamo circa 250-300 metri di altezza, e dunque è partita con una velocità molto elevata e arrivano a valle con molta, dinamicità i massi. Sono arrivati anche all'interno del parco, e dunque ci preoccupa questo. Abbiamo già fatto diversi sopralluoghi anche con dei geologi, abbiamo controllato la situazione a monte anche documentando con delle foto e dei video. Ci sono ancora dei massi in movimento e dovremmo valutare come fare anche per imbrigliare la parete a monte. Ecco, quali sono le valutazioni che state facendo sulle possibilità appunto di messa in sicurezza anche in vista della stagione estiva? Adesso come primi interventi dovremmo far rimuovere i massi che sono ancora in movimento, per poi andare a realizzare appunto delle reti paramasso in cima per bloccare la fonte di partenza dei massi, e poi dovremmo realizzare delle barriere a valle per appunto contrastare lo sversamento verso il nostro parco.
Ecco Sindaco, oggi c'è il sole però sono previste nuove piogge, il terreno oramai è friabile, è inzuppato e lei mi diceva che qui nel vostro territorio tra l'altro ci sono delle diversità che comportano interventi diversi. Sì, esatto, in questa zona qua l'ambiente e la struttura del terreno è carsica con la presenza appunto anche di grotte, mentre nelle zone dove abbiamo più problemi per smottamenti e frane è la zona più a nord, dove la composizione appunto del terreno si manifesta e crea dei problemi proprio di smottamenti anche a valle delle strade. Ecco, io ringrazio il sindaco Mosè Squarzon, ovviamente il territorio è stato un po' devastato da quello che è stato il maltempo, non solo a Monte di Malo, sopralluoghi sono in corso un po' in tutta la provincia dell'Alto Vicentino. Problemi anche sui colli euganei, in particolare nel territorio di Rovolon, dove viene monitorata la frana lungo la statale 77. La frana sul versante nord del Monte Grande lungo la strada provinciale 77 tra Rovolone e Teolo è peggiorata nelle scorse ore, tanto che dopo un sopralluogo della provincia è stata disposta la chiusura al traffico pesante sopra i 35 quintali. La strada in questi giorni è rimasta aperta a senso unico alternato, ma per motivi di sicurezza ora i mezzi pesanti non potranno più passare e per loro sono state disposte le deviazioni, visto che il terreno gonfio di pioggia caduto nel fine settimana ha mostrato un nuovo cedimento. E le piogge dei giorni scorsi hanno messo a seria prova tutto il Veneto. Francesco Rattai e Federico Cibotto sono stati a Teolo, dove gli esperti del centro meteo dell'ARPAV hanno commentato i dati relativi ad un febbraio tra i più caldi e piovosi degli ultimi 30 anni. Siamo con Francesco Domenichini, che è meteorologo dell'ARPAV qui a Teolo. Siamo con lui per parlare delle precipitazioni del mese di febbraio e dell'andamento delle temperature, perché il mese di febbraio è stato un mese molto particolare, l'abbiamo visto anche negli ultimi giorni del mese. Sì, in febbraio abbiamo avuto una situazione decisamente interessante dal punto di vista meteorologico, quindi molto movimentata, con alternanza di anticicloni, soprattutto nelle prime 2 decadi, comunque con transito di perturbazioni importanti anche nelle prime 2 decadi e soprattutto nell'ultima decade. Complessivamente nel mese sono cadute precipitazioni fino anche a triple rispetto alla norma degli ultimi 30 anni su diverse stazioni. Anche dal punto di vista termico la situazione è decisamente al di fuori del comune, avendo un mese di febbraio probabilmente complessivamente su tutte le stazioni superiore a tutti i dati registrati negli ultimi 30 anni. Ecco, c'è un grafico che il dottor Franceschini ci ha fatto vedere, che è questo alle nostre spalle. Ce lo può raccontare? Abbiamo un grafico che illustra rispetto a tutti gli anni come si è presentato il mese, in questo caso il mese di febbraio, dal punto di vista della precipitazione nell'asse delle X, nell'asse orizzontale e nell'asse verticale della media delle temperature medie sulla regione. Possiamo vedere che il 2024 è decisamente al di sopra di tutti, nel febbraio è al di sopra dei febbraio registrati nel trentennio precedente. Dal punto di vista precipitativo siamo molto in là, quasi alla pari dell'anno 2016 e dell'anno 2014, nei quali le precipitazioni sono state molto elevate, decisamente rimarchevoli, con record nel 2014. Ecco, quindi temperature alte e molte precipitazioni. Cosa ci si può aspettare per i prossimi giorni? Chiaramente non si possono fare previsioni a più lungo raggio. Abbiamo ancora un periodo decisamente instabile, cominciato già la settimana scorsa con le note precipitazioni piuttosto diffuse che hanno creato effetti al suolo anche significativi. Questo dipende dall'apertura, diciamo, di una porta verso l'Atlantico che conduce ripetuti cicloni sul Mediterraneo, sul Tirreno, che interessano quindi anche l'Italia settentrionale. Ci hanno interessato finora 2 di questi passaggi, ce ne attendiamo ancora lungo la settimana, forse più brevi e con meno impatto, però ancora sia nella giornata di domani, mercoledì, sia durante il fine settimana. Seguirà, ma qui siamo nell'ambito delle previsioni probabilistiche, quindi con meno garanzie, più probabilità di rivedere quindi le previsioni lungo la strada. È probabile che ci aspetti una settimana seguente un po' più mite, un po' più stabile, con meno precipitazioni, se non quasi nulle.
Avete sentito, abbiamo dato in diretta la notizia della prossima realizzazione del bacino di laminazione delle Grave di Ciano, dove molti sindaci si oppongono da tempo a questa grande opera, e intanto sui Colli Euganei i sindaci tornano a chiedere la realizzazione dei 4 invasi. La parte allagata che si vede dall'alto è la zona di Torreglia identificata per la realizzazione di uno dei 4 invasi multiobiettivo, il progetto che la zona dei Colli Euganei chiede a gran voce per prevenire gli allagamenti in caso di forte maltempo, proprio come è accaduto nei giorni scorsi. Il progetto dell'opera per la sicurezza idraulica del Consorzio Bacchiglione ed è pronto da anni. Dopo gli allagamenti registrati tra Torreglia, Rovolone e Teolo dei giorni scorsi, questo progetto, che è nel cassetto del 2018, non può più aspettare. I comuni hanno peraltro stanziato anche un budget per la progettazione, e coadiuvato ovviamente da un budget importante da parte del consorzio. È arrivato il momento di dare seguito. La progettazione credo sia già arrivata alla parte esecutiva, e noi come comune di Teolo, dove gran parte di uno dei grandi invasi insomma è previsto poi nella frazione di Villa di Teolo, nella zona delle valli come si dice, e la variante urbanistica è già stata portata avanti, quindi credo sia arrivato il momento oggi di dare seguito operativo. L'invaso di Torreglia ridurrebbe del 24% le portate transitanti verso valle dei cosiddetti canali di scolo secondari. Un altro invaso invece verrebbe realizzato a Valli di Teolo per il canale Rialto. Andrebbe poi ad alleggerire una situazione che non riguarda soltanto i comuni qui ai piedi dei Colli Euganei, quindi Teolo, Rovolon, Cervarese, Torreglia, ma poi anche Montegrotto, Abano e anche Battaglia stesso. L'opera dei 4 invasi ha risentito negli anni anche dell'incremento dei costi di realizzazione. Dal 2019 l'opera è arrivata a costare oltre 36 milioni di euro. E tanto per usare una metafora meteorologica, infuria la tempesta sulla Lega dopo le dichiarazioni di Gian Antonio D'Arè, che ha dato del cretino al segretario Matteo Salvini e che ora rischia l'espulsione. D'Arè era ieri sera a Focus. La mia è stata una dichiarazione politica, forte sicuro, ma necessaria, perché a un certo punto sono 4 anni e mezzo che cerco di far capire e di avere un colloquio con Matteo Salvini. Adesso mi butteranno fuori, probabilmente sì, però è giusto anche dire le cose come stanno, e poi ci sono tante crocerosine in giro e è sempre bello stare dietro le quinte, magari qualcuno va sempre in prima linea, altri rispettano gli eventi, dopo la tempesta c'è sempre il bel tempo e il bel sole, però non è questo il mio carattere. Io ho lavorato per la Lega e sono in questo partito da 41 anni, mi butteranno fuori certamente dalla Lega Salvini, ma io rimarrò nella Liga Veneta, Lega Nord, di cui sono iscritto dal 1982. Quindi qualcuno non era neanche nato, qualcuno che adesso è segretario, sto parlando di Stefani, ma con tutta la serenità possibile e immaginabile, lui si era appena laureato e io l'ho mandato a Roma a fare il parlamentare, e io sono rimasto a fare il segretario regionale sul territorio, perché chi sceglie non deve scegliersi. Questo è un mio principio che non vale più in questa Lega. Sono questi i miei principi, i miei valori. Poi principi e valori della Lega Salvini non li ho. Il programma elettorale della Lega Salvini qual è? Quello di aver radunato tutte le forze di estrema destra a Firenze? È quello il nostro programma per il futuro? Vuol dire avere altri 5 anni di emarginazione in Europa, e teniamo presente che siamo al governo. Quindi non possiamo essere al governo a Roma e all'opposizione a Strasburgo e Bruxelles. E questa è una dichiarazione che sicuramente ne pagherò le conseguenze, sono convinto, sono certo, però lo faccio con estrema serenità, perché io sono fatto così. Purtroppo mi conosco e sarebbe stato più bello stare calmi e tranquilli e aspettare che... Ma non è così. La politica la si fa con il cuore, con la passione, con la determinazione per avere dei risultati positivi possibilmente. Non sempre è così, però quantomeno si va in battaglia. Io sono sportivo, quando gareggio mi piace vincere. Senta, onorevole D'Arè, comunque nell'intervista lei...
Questo era Gian Antonio da Re in diretta ieri sera a Focus. Prima di andare in pubblicità diamo altre due notizie. Cerca di accoltellare il compagno, lui si salva, 34enne, arrestata nella notte. Poi c'è un'altra notizia che arriva da Marostica, è stato messo agli arresti domiciliari un uomo di 55 anni che a Lusiana Conco aveva aggredito ripetutamente l'ex compagna. I carabinieri l'hanno arrestato perché ha violato il provvedimento che lo obbligava a stare ad almeno 500 metri di distanza dalla casa della sua ex compagna. Adesso agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Andiamo in pubblicità e torniamo subito. Parleremo delle imprese del nord-est, delle sfide, dei rischi che corrono gli imprenditori in un momento in cui ci sono venti di guerra. Tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, parliamo di imprese, di aziende, di imprenditori. Sono veramente le imprese la colonna dorsale dell'economia, non solo del Veneto, ma insomma anche nazionale. Ne parliamo con Giovanni Gaio, fondatore di Alcedo, è una società di investimenti nelle imprese. Presidente, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Grazie molto. Allora, che aria tira? Insomma, purtroppo ci sono venti di guerra con tutte le conseguenze del caso, no? È chiaro che le economie sono molto influenzate, i mercati, dalla situazione internazionale a cui si aggiungono poi problemi interni. Sì, sicuramente venti di guerra è un po' forte, se vogliamo, no? Però la situazione non è sicuramente semplice e questo lo si vede anche dai risultati, perché noi stiamo vivendo in Italia, ma più specificatamente, dato che parliamo del Veneto, certo, più specificatamente del Veneto, stiamo vivendo una fase che l'economista e sociologo Marini ha definito pochi giorni fa di crescita declinante, che un po' sembrerebbe quasi un controsenso. È come la decrescita felice, insomma, no? Sì, questo è un po' peggio, perché la crescita declinante, ecco. Non è che si possa dire siamo in declino. Io complessivamente, un po' per esperienza che ho, un po' per tutto quello che vedo e le cose nelle quali sono mediamente ottimista, ecco. Se devo dare quindi un messaggio, l'economia dell'industria, l'economia in senso lato del Veneto, ma l'economia industriale, il mondo delle imprese, dove però metto dentro anche l'artigianato, il commercio, i servizi, eccetera, ha sempre una sua struttura molto qualificata, molto importante. Adesso sta vivendo un momento un po' delicato di riflessione. Questo lo dico per il nostro territorio. Certo che dopo noi non dobbiamo mai dimenticare che stiamo vivendo un periodo particolarmente complesso, che non è nel Veneto, bisognerebbe dire nel mondo. E cioè ricordo per la crisi economica del 2008-9, che ci ha fatto preoccupare per 5-6 anni. Poi il Covid, che anche questa è stata una novità tutt'altro che lieve. E come sanno tutti, le guerre, neanche la guerra, le guerre. Le guerre sono un disastro, a parte che le guerre sono un disastro in assoluto, ecco, poi sono un disastro anche per l'economia, no? Perché distruggono ricchezza, perché impediscono che possa essere creata, perché portano dei danni colossali ai quali bisogna mettere mano, ecco. E quindi tutto questo fa pensare che nei prossimi anni non è che si risolveranno a breve questi problemi, no? Quello della guerra è quello, francamente, che mi preoccupa più di tutti, no? Perché la storia dimostra che le guerre hanno solo creato danni, sia vinte che perse, questa è la regola, no?
e all'economia impedisce di svilupparsi. Magari si sviluppa dopo, in modo anche vertiginoso. L'Italia ha avuto il periodo il cosiddetto miracolo italiano l'ha avuto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Anzi, ricordo un po' per età che non abbiamo mai avuto, economicamente parlando, un periodo di sviluppo così vertiginoso, mi verrebbe da dire, come quello del dopoguerra. Non siamo stati i soli, che c'è stata anche la Germania e il Giappone, combinazione, le 3 nazioni che avevano perso la guerra. Quindi forse, per essere sempre ottimisti, si potrebbe dire, va bene, ha avuto questo effetto positivo, che dopo la distruzione bisogna mettere mano alla costruzione e andare avanti, eccetera. Per andare avanti quanto? Adesso stiamo vivendo un periodo particolarmente complicato. Dico le cose un po' che ci preoccupano, poi ci sono altre che invece ci preoccupano molto meno e che ci possono piacere molto di più. Stiamo vivendo in un'epoca, sotto gli occhi di tutti quelli che la vogliono vedere, perché qualcheduno fa sempre lo struzzo e non la vuol vedere, che abbiamo dei problemi che vanno al di là dell'economia, sono problemi colossali, ma colossali. Io non sono un sociologo, ma ci vuole poco per capire che il problema del riscaldamento globale, della sovrappopolazione e dell'inquinamento totale che c'è dappertutto, della cementificazione, sono problemi colossali per i quali io francamente mi sento di dire non vedo sufficiente sensibilità e quindi di conseguenza non vedo neanche gli strumenti adatti per arrivare a una soluzione di questi problemi. Soluzione che non è che si possa fare nel giro di qualche anno, sono soluzioni che richiedono decine e decine d'anni. Riporto quello che ha detto il premio Nobel Jeremy Rifkin, un premio Nobel dell'economia, quindi ben più importante, ben più significativo della mia opinione, non dico da uomo della strada, per carità, ma da uomo dell'economia locale. Lei si è seduto non so in quanti consigli di amministrazione, no? Sì. Poi parleremo anche della Marzotto, di cui lei è stato presidente del CDA. Jeremy Rifkin disse qualche anno fa: noi dobbiamo rifare tutto il sistema. È un compito colossale, quasi spaventoso, perché un sistema economico, politico, amministrativo, sociale, eccetera, per rifarlo a livello globale, dato che ormai tutto è interconnesso, non è più che deve mettere, come dire, mano alla politica il singolo Stato. Tutti insieme devono trovare una soluzione a problemi di questo tipo. Quindi questo francamente lo vedo preoccupante. Allora, Presidente, ci fermiamo un attimo perché ci chiedono la linea da Bassano del Grappa, dove ovviamente c'è grande fermento in vista delle amministrative dell'8 e del 9 giugno. E oggi è scesa in campo Azione. Sentiamo subito Alex Giuliano. Buongiorno direttore, dici bene, Azione scende in campo, qui con noi c'è Simone Cavallin che è il coordinatore di Azione Bassano, una lista, la vostra, che non ha presentato un candidato. Voi partite da un punto di vista diverso, cioè presentate un percorso, un cammino, delle idee su cui poi andare a convergere e trovare la figura giusta. Noi siamo partiti con un metodo opposto rispetto al solito. Non ci siamo chiesti chi può fare il sindaco e attorno a questo abbiamo cucito un abito. Ci siamo chiesti perché innanzitutto, perché dovremmo noi spenderci in un pubblico, di fronte ad un pubblico che ha già così tante scelte. Una volta capito qual è la nostra posizione, qual è la nostra postura nei confronti della città, l'idea successiva è stata vedere il come riuscire a dare alla città questa prospettiva, questa visione. Ecco, questo tipo di partenza dal perché, dal come, dal quali risorse abbiamo, arrivano poi a sfociare in un chi. Questo è stato un po' il nostro modo di lavorare, che ci ha fatto mettere insieme persone, perché una lista è composta da un gruppo, da una squadra di persone che lavora sul territorio, che si spende per il territorio, che ha voglia di dirla propria per il territorio. Si tratta da questo momento in avanti di costruire un percorso anche con altre forze, perché non abbiamo mai chiuso la porta in faccia a nessuno, abbiamo dialogato con tutti, per riuscire a trovare effettivamente quella che può essere la giusta quadratura per la
innanzitutto presentarci alle elezioni, ma soprattutto non dimentichiamoci che il giorno dopo le elezioni occorrerà governare, quindi per una governabilità della città che possa avere un senso per il cittadino. Ecco, c'è da dire, direttore, in chiusura, perché la conferenza stampa è ancora in corso, che insomma il panorama politico qui nel Bassanese per quello che riguarda le amministrative è frammentato a dir poco, sono al momento 6 i candidati, probabilmente si arriverà a 7, addirittura a 8. In chiusura, velocemente, Simone Cavallin, voi orientativamente chi sareste più propensi a appoggiare, mi passi questo termine, è vero che il dialogo è ancora aperto, però a sostegno magari di chi? Ma noi sosterremo fondamentalmente i cittadini di Bassano, questa effervescenza, questo spumeggiare della politica che non si limita a 1 o 2 figure, ma ne cerca altre posizioni, è un elemento che comunque è bello vedere in una città. Noi chi appoggeremo? Appoggeremo quel sindaco visionario che saprà dare risposte concrete ai cittadini di Bassano. Quindi c'è ancora tanto da dire in merito a questo lungo avvicinamento alle elezioni amministrative. Da Bassano del Grappa, direttore, noi ti restituiamo la linea. Grazie molte ad Alex Giuliano e al suo ospite. Noi torniamo dal dottor Giovanni Gaio, che è fondatore di Alcedo. Stiamo parlando di imprese nel Veneto in particolare. Lei ritiene che la politica faccia la sua parte in maniera adeguata o servono alle imprese maggiori sostegni da parte delle istituzioni? Mi fa una domanda che è sempre molto delicata e non vorrei essere l'ennesimo che spara sulla politica, no? Perché uno degli sport italiani è quello, non solo italiano, devo dire, è quello di sparare sulla politica. Però francamente mi pare che la politica degli ultimi, 5 anni, degli ultimi 20, 30, 40 anni abbia fatto poco in relazione alla struttura economica dell'Italia, che a suo tempo passava per la quinta, addirittura quarta in certi momenti, potenza economica mondiale, quindi una posizione rilevante. E il sistema economico è un sistema sicuramente d'avanguardia, non è via di sviluppo, parliamo di un sistema che è partito nel dopoguerra e si è sviluppato vertiginosamente e ha dato dei grandi risultati. La politica non ha seguito, secondo me, ha seguito qualche cosa, ma non è stata all'altezza, talché delle volte parlando, forse con amici non in ambiente politico, dico ma stiamo vivendo un secondo miracolo italiano, quale? Quello che riusciamo ad andare avanti malgrado la politica, capito? Cioè, con questa politica che impiccia, che rende più difficile la vita, inclusa quelle delle imprese, facendole sobbarcare soprattutto di burocrazia, che è una delle palle al piede dell'economia e della politica italiana. Un eccesso di burocrazia, sicuramente la politica no. Ogni tanto, ogni qualche anno c'è sempre qualche ministro, che l'ultimo che viene in mente è Calderoli, dice abbiamo semplificato tutte le leggi, ma mi sembra che non sia stato semplificato un bel nulla. Cioè è sempre complicato e dobbiamo spendere sempre di più per far fronte a questo aspetto deleterio che non riusciamo a levarcelo di torno. Ecco, su questo, dottor Gaio, le associazioni di categoria che ruolo svolgono e cosa dovrebbero fare? Le associazioni di categoria, io sentirei di dire subito che abbiamo un caso virtuoso qui nel Veneto, perché la Confindustria Veneto Est è riuscita ad aggregare ben 4 Confindustrie territoriali, prima Padova e Treviso e recentemente Rovigo e Venezia, creando la seconda Confindustria italiana dopo la Lombarda,
con più di 5.000 aziende, quindi una potenza. Questo può facilitare, nel senso che facilita il rapporto con gli enti pubblici, con la pubblica amministrazione, che per quello che ho appena detto è sempre un momento un po' delicato. Poi può essere utile per aiutare le aziende a fornire servizi, suggerimenti tecnici e meccanismi sulla digitalizzazione, per esempio, che è una via obbligata, sulla formazione. Noi stiamo vivendo un periodo che è molto diverso dal periodo precedente, quindi abbiamo bisogno di specialisti che non troviamo, tra l'altro. Ecco. Ma io dico specialisti, mi avrebbe da dire anche ai livelli più elevati, fino ai livelli primi, no? Perché i problemi che dobbiamo risolvere sono nuovi e non possiamo risolvere problemi nuovi con sistemi vecchi. Quindi la formazione sarà molto importante nel futuro, nei prossimi 5-10 anni. Parlo sempre, direttore, di un medio termine, perché non parliamo delle cose contingenti dei prossimi 3 mesi, 6 mesi, eccetera. E sul medio termine sempre con quei problemi colossali che ho citato. Notizia oggi rilanciata dalle agenzie e poi ripresa da tutti i giornali: la Marzotto non è più dei Marzotto, la dinastia, una dinastia imprenditoriale celebre non solo in Veneto, no? da Gaetano Marzotto fino a Piero Favrin. La famiglia Favrin sale all'80%, l'offerta ha superato alle buste quella dei donà delle rose. Che cosa significa? Cioè, fa parte del gioco, quello di una famiglia che dopo molti anni cede il motivo della propria esistenza, cioè è stata una famiglia in cui si sono succeduti vari appunto imprenditori proprio di generazione in generazione, fino a Matteo Marzotto, Pietro Marzotto, e adesso il passaggio di mano. Questo da una parte un po' mi dispiace, perché è un grande nome storico che esiste da 150 anni. I Marzotto sono fra gli attori più importanti dello sviluppo industriale italiano, ecco, come gli Agnelli, come altri a questo livello. Dopo però le dinastie, come le persone, hanno un ciclo, alcuni lo svolgono in un certo modo, altri meno. Marzotto ha avuto 2 grandi momenti con Gaetano Marzotto, che ha dato uno sviluppo quasi incredibile, e con Pietro Marzotto, che ha preso in mano per quasi 30 anni un gruppo con una serie di problemi, e anche lì ha saputo ben calibrare. Poi questo è un po' andato a spegnersi, questa spinta, no? Ed è subentrata la famiglia Favrin, che conosco molto bene, l'Ingegner Favrin, che mi ha sostituito nella posizione di presidente, e quindi mi verrebbe da dire che la Marzotto sarà ben gestita per i prossimi anni. Non sarà dei Marzotto, e questo un po' mi dispiace, ecco, ma sarà comunque gestita bene. Lei è stato presidente del Consiglio di amministrazione in che periodo? Diciamo nel 2003. Ecco, un periodo molto delicato, perché è coinciso col passaggio generazionale, cioè è uscito Pietro Marzotto ed è subentrata la nuova compagine, Favrin, Donata delle Rose e altri, no? E quindi ecco, ne ho un ricordo molto buono, ed è una fase di trasformazione come è già capitato con altri. Mi verrebbe da dire meglio questa piuttosto che l'azienda che sparisce. È molto meglio, poi dicono quasi una banalità, molto meglio quella che si sviluppa. Certamente, che comunque prosegue il suo cammino. Vediamo un servizio sui comuni che sono senza fondi e senza risorse. I sindacati lanciano il grido d'allarme e chiedono che ci siano più fusioni. Vediamo. Chiediamo una grande sinergia per favorire le fusioni tra i comuni, perché attraverso la fusione dei comuni ci sono risorse aggiuntive che arrivano dalla regione, ma non solo, per favorire l'incremento dei servizi sociali. È chiara la posizione di CISL, in linea con quella di CGIL e UIL.
Tema quello delle fusioni tra comuni al centro delle linee guida per la contrattazione sociale 2024. Le manovre finanziarie del governo, fanno sapere le 3 sigle sindacali, hanno sottratto risorse alle autonomie locali. Serve una grande alleanza tra le forze sociali e quindi anche gli enti, le istituzioni, la politica, perché il governo non continui ad agire sulla leva del taglio ai trasferimenti, perché nel taglio ai trasferimenti ci sono danni inenarrabili alle comunità e alle persone che noi rappresentiamo. Sul tavolo anche la lotta all'evasione fiscale e il tema dell'abitare. I sindacati hanno infatti sollevato la questione delle case sfitte nella Marca, circa 40.000, 6.000 solo a Treviso. Il lavoro in sinergia con i comuni per cercare di incentivare lo stanziamento di fondi PNRR anche a favore della messa a disposizione di alloggi privati. Mancanze, quelle evidenziate, che riguardano anche la sanità pubblica. Notiamo le mancanze che forse non ne hanno colpa, però alla fine non riescono a dare risposte adesso, soprattutto sulla sanità e sul sociale. Temi non nuovi sul tavolo della contrattazione sociale degli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia. Sanità che, come ricorda Vigilio Biscaro, segretario SPI-CGIL, nella provincia di Treviso si sta sempre più privatizzando e la mancanza di medici di base sta mettendo in difficoltà gli anziani che vivono nei piccoli paesi. Nonostante questo, il bilancio della contrattazione 2023 per i sindacati porta segno positivo. La questione fiscale, preso l'addizionale, dove abbiamo aumentato ancora il livello di esenzione per diversi comuni. Allora, poi ci sono ovviamente nel Veneto delle eccellenze, no? Ci sono tante aziende che non ce l'hanno fatta, molte altre invece, soprattutto sul versante dell'export, hanno fatto grandi risultati, no? Ma noi abbiamo detto giusto, abbiamo delle eccellenze che forse non valutiamo così positivamente come magari valutano altre nazioni, altri, a parte la famosissima Luxottica, ecco. Ma ci sono tante eccellenze, ci sono delle aziende venete, familiari, che questa è la loro caratteristica, che sono diventate delle vere multinazionali. Una volta si diceva tascabili, ma sono ben più che tascabili, sono zainabili, diciamo, no? Hanno una dimensione, ci sono nomi famosi, famosissimi, e queste aziende sono molto ambite da grandi gruppi industriali stranieri. Sono perennemente, diciamo, coinvolte nel vedere se sono in qualche modo in vendita. Abbiamo nomi famosissimi, qua vicino a Treviso abbiamo De Longhi, il primo che viene, abbiamo Stevanato, un'altra azienda che è andata in borsa recentemente. Mi viene in mente così alla spicciolata, naturalmente dimenticherò una serie, ma per dire il tipo, no? La Sirmax, il gruppo Pedrollo di Verona, Bauli lo stesso di Verona, Banzato, le acciaierie, un'azienda che va benissimo, tutte quante queste vanno molto bene. Morellato, un'altra azienda che sta a un trend in un settore un po' complicato dove tutto il mondo ha avuto qualche difficoltà. Costan, che abbiamo più vicino, la Breton, noi abbiamo un leader mondiale di un certo tipo di macchinario che viene poco conosciuto e secondo me poco valorizzato. Anzi, se devo fare una leggera osservazione, no critica, diciamo osservazione, le aziende italiane, le più brave, secondo me non comunicano sufficientemente bene la loro bravura. È vero, è vero. Non lo sa quasi nessuno. Mentre è importante, non potrei dire. Tra l'altro devo dire che molto spesso i giornali cercano dei contatti con le aziende, c'è sempre molto riservo, molta diffidenza. Sì, no? sì. Mentre sai, l'azienda ha una sua componente sociale, magari ha 1.000 dipendenti, 2.000, 3.000, 7.000, il De Longhi, capisce? Zoppas, la Geox, la Nice, Came, tutte queste aziende qui sono, devo dire in senso lato, dovrebbero essere, secondo me, un orgoglio italiano. Difatti oggi ho visto un'intervista molto lunga, a piena pagina, di Andrea Bonomi, uno dei banchieri d'affari italiani più importanti del mondo, gestisce più di 25 miliardi, quindi insomma fa un lavoro come il mio, ma io sono piccolo, lui è molto più grande, che si esprimeva, lui ha una visione mondiale evidentemente, e si esprimeva molto positivamente nei confronti delle aziende italiane, che sono migliori, dice lui, e non stento a crederlo, delle tedesche, delle americane, delle francesi, forse dirà anche delle giapponesi o cinesi, eccetera. Quindi, in questo senso, lo ripeto, noi dovremmo essere orgogliosi di un sistema così
diciamo, di eccellenza. Andiamo in pubblicità un minuto e poi torniamo e chiudiamo questa edizione di Focus TG. A tra poco. Ultima parte di Focus TG con Giovanni Gaio, fondatore di Alcedo. Stiamo parlando di imprese, di economia, le banche nel Veneto, le banche d'affari. Distinguiamo allora le banche di credito ordinario e le banche d'affari, che sono banche più specializzate. Sul fronte delle banche purtroppo siamo recenti, siamo reduci dal disastro, diciamo, dico a ragion veduta, il disastro delle popolari venete. Popolare di Vicenza, Veneto Banca, eccetera. E poi siamo diventati, io ricordo ancora quando qui c'era una banca di riferimento, è la Cattolica, che governava veramente il territorio. Questo non esiste più. Male, perché secondo me noi dovremmo avere, da un punto di vista dell'ottica della politica, una visione regionale. La stessa Confindustria che citavo, secondo me, prima o dopo deve diventare regionale, come per dire la Baviera in Germania. Le banche adesso hanno filiali, quindi l'interlocutore impresa ha a che fare con dei funzionari, dei dirigenti, però i tempi si sono allungati. Banche locali non ne abbiamo più qualificate sicuramente nel settore, diciamo, delle banche d'affari o delle banche non ordinarie per fare operazioni speciali. Io sono il fondatore di Alcedo, dico c'è Alcedo che è una vera boutique di queste operazioni. No? Ecco, non lo dico io, non lo dico per fare della pubblicità di cui Alcedo non ha assolutamente bisogno, ma lo dicono gli altri, lo dicono i nostri interlocutori, imprese e imprenditori. Però, non so, per dire, c'è anche una 21 Investimenti che ha tutta una storia, che è diventata una multinazionale anche questa. C'è la Banca Fininta che si è trasformata da azienda che faceva degli investimenti industriali, di cui sono stato presidente anche di quella, a banca vera e propria, ecco, che anche quella mi sembra, un po' per le caratteristiche della banca stessa, ma soprattutto per la volontà politica di Enrico Marchi, mi sembra quella che ha più le caratteristiche per porsi come banca di riferimento della migliore imprenditoria veneta. Questo mi sento di dirlo. Queste aziende che ho citato, ecco, possono trovare in un organismo come questo e in quel tipo di imprenditore un'interlocuzione veramente di alto livello, adatta al momento e soprattutto adatta ai tempi un po' complessi e oscuri che dovremmo vivere nei prossimi 10-20 anni. Poi gli imprenditori molto spesso dicono non abbiamo bisogno di sostegni, lasciateci lavorare, no? Non metteteci per pastoie, però qualche... Questi sono imprenditori di serie B. Tanti dicono così, ma noi stiamo andando bene, lasciateci lavorare, siamo ben capitalizzati. Ma noi abbiamo, come dire, un obbligo nel mondo dell'impresa, che dobbiamo svilupparci, perché non sviluppandoci torniamo indietro. È uno che si sieda, come si dice con espressione, sugli allori. Io non investirei nulla su un'azienda di questo tipo. Per principio l'imprenditore non è mai uno appagato, perché altrimenti non farebbe l'imprenditore. È sempre alla ricerca di novità, di cose di questo tipo. E in particolare, occupandomi io di questo, ho vissuto con 3 strutture diverse, la Fininta, la 21 Investimenti, l'Alcedo, più di 150 operazioni, quindi parlo senza presunzione da specialista. Gli imprenditori devono un po' cambiare, questo è quello che diceva anche Marini su questo articolo, no? E soprattutto una cosa alla quale ci tengo: questi organismi possono aiutare il nostro mondo dell'impresa, soprattutto quello più sensibile e più bravo, a trovare le formule organizzative future, le aggregazioni, le acquisizioni, il mergers and acquisitions, per dire, cose che finora in Italia hanno un volume, non sono inesistenti, ma hanno un volume troppo ancora basso. In futuro io sono convinto, se ci sono imprenditori che mi seguono, glielo dico anche sempre personalmente, a costo di sembrare magari una banalità, ma mi viene da dire l'unione fa la forza. Isolatamente, con una dimensione piccola e isolata, noi non andiamo da nessuna parte. Deve diventare più grande e aggregata.
mette insieme il meglio di tutti. Grazie molte Presidente Gaio, tra l'altro quante volte abbiamo sentito dire anche negli ultimi anni, tante volte, bisogna fare squadra, bisogna fare sistema, poi non sempre ci si riesce, ma o ci si aggrega oppure davvero è molto difficile. Grazie Presidente. Grazie a tutti, Francesco Cerone e Renato Cappoia in regia, stasera di nuovo alle 21:15 Focus, state con noi, buona giornata.